chi? Romeo. La mia spada! Come osa quello schiavo venire qui, coperto da una ridicola faccia di cartone, a sfottere la nostra festa? Per l'onore e per il vanto della mia famiglia, ammazzarlo subito non è un peccato. Cosa c'è, nipote, che ti fa infuriare tanto? Quello è un nemico! Un Tecchi! Un cane venuto qui a rovinare la nostra festa! Non è il giovane Romeo. Sì, zio, è quel bastardo di Romeo Montecchi. Calmati, nipote, lascialo in pace. Si sta comportando bene. E per dire la verità, Verona si batte di lui come di un giovane retto e corretto. Perciò lascialo in pace. Non lo posso sopportare! Dovrai sopportarlo. Non posso! Allora, ragazzini, cosa facciamo? Sono io che comando qui o tu? Zio, non lo posso sopportare. Non lo posso sopportare. Dio mi salvi l'anima! Bene, signori, bravi, continuate, bravi. Vuoi far scoppiare una rissa in casa mia? Vuoi fare il galletto? Vuoi dare gli ordini tu? Ma zio, questa è una vergogna! Una vergogna, insolente! In questo scatto potrebbe capitarti qualche cosa. Una vergogna venire in casa mia. E adesso va. Via! Adesso me ne vado. Ma questa tua intrusione, Romeo, che ora ti appare dolce come il miele, io te la farò diventare amara come il veleno.